Buon pomeriggio dall'ippodromo Marco Veggio, convegno di martedì 8 dicembre, prima corsa riservata ai 2 anni, sono in 11 al via, 1 Catherine Rec, 2 Cabiria GSO, 3 Kate Laxmi, 4 Cesare dei Veltri, 5 Cupido, 6 Carat, seconda linea, 7 Cluni dei Greppi, 8 Cowboy dei Greppi, 9 Chiron Vink, 10 Cometa Cla, 11 Comancis. Lavoro in chiusura per Cabiria GSO, Roberto Andraghetti, numero 2. Alternativa principale Cesare dei Veltri, numero 4, macchina intanto che accelera, partiti in questo momento, veloce proprio Cesare dei Veltri che va a condurre nei confronti di Cabiria GSO, è svelto anche Cupido ma rimane Numero all'esterno. 8 Cowboy dei Greppi, Squalifica intanto per squalificato. Cowboy dei Greppi mentre Cupido riesce a sistemarsi in schiena. Numero 3 Trovando Kate Laxmi, la squalificato. sistemazione tra Numero Cesare dei 5 Veltri Cupido, e sbaglia però squalificato. Cupido dopo 250 metri e così in seconda posizione rimane Cabiria GSO. Diverse squalifiche dunque in questa prima parte del percorso, 400 iniziali intanto in 36 da parte del debuttante di Holger Ehlert, Cesare dei Veltri, che precede sempre Cabiria GSO e Catherine Rec, mentre all'esterno si fa luce Cometa LL che progredisce dopo 600 metri in 47,3, raggiunge in seconda posizione Cabiria GSO e prova ad avvicinare anche il leader Cesare dei Veltri che intanto ha fermato. All'esterno anche Cluni dei Greppi, poi tentativo in terza ruota di Carat. 1-3-3 passaggio agli 800 con Cesare dei Veltri che controlla la situazione, all'esterno è sempre Cometa LL, alla corda Cabiria GSO, al largo anche Carat. Intanto il chilometro se n'è andato in 1.19,4, siamo a 500 dalla conclusione, al largo c'è Cluni dei Greppi mentre Carai in terza posizione lungo la corda, 400 alla conclusione, il parziale in 15,5 per affrontare la curva conclusiva. Cesare torna ad allungare sulla piegata e cala invece Cometa LL, segue lungo la corda Cabiria GSO, viene in terza ruota Cluni dei Greppi, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, Cesare in vantaggio, Cabiria GSO che prova a sprintare a centropista ma ha preso vantaggio intanto Cesare dei Veltri, insiste però a centropista Cabiria GSO, finale con Cesare dei Veltri che bagna con la vittoria questa prima corsa in carriera, secondo posto per Cabiria GSO, al terzo Cluni dei Greppi 1.18,3, 31,1 a chiudere e bella affermazione per l'allievo di Holger Ehlert, Roberto Vecchione che inizia subito bene il pomeriggio. Percorso di testa per Cesare dei Veltri, la quota di 2,76 al totalizzatore. Vediamo le fasi conclusive, una lunghezza abbondante sul traguardo nei confronti di Cabiria GSO, mentre al terzo chiude Cluni dei Greppi.